Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. Preoccupa ancora la situazione migranti a Lampedusa, bloccati i trasferimenti con il traghetto di linea. Circa un centinaio di migranti sono fuggiti da Porto Empedocle e sono attualmente ricercati. Ancora vittime della strada in Sicilia, dopo quello nell'Agrigentino che ha visto perdere la vita a Bruno Sergio, un altro sinistro mortale nel tratto Mazzara del Vallo Campobello di Mazzara ha causato il decesso di Bruno festeggiante. A Palermo, dopo un mese di agonia, si è spento invece Giuseppe Noto. A Palermo la Polizia di Stato ha arrestato 4 uomini ritenuti gli autori di una rapina a danni di un'anziana. La donna è riuscita a chiamare il 112 e a segnalare quanto stava accadendo all'interno della propria abitazione. Continua la questione che coinvolge i lavoratori Dusman. Per mercoledì è stato indetto un sit-in di protesta in Piazza Università. La vertenza tra i lavoratori e l'azienda è in corso da diversi mesi ed è legata all'appalto dei servizi di pulizia e di accoglienza all'Università di Catania. Ancora sole e caldo, protagonisti delle prossime 24 ore in Sicilia. Anche per la giornata di domani l'anticiclone porterà picchi di 34 gradi. Possibile nuovo cambio di scenario dal prossimo fine settimana, quando l'arrivo di una perturbazione porterà piogge e rovesci diffusi. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci, buona serata e a domani.